Euroregione.news. Fondazione Friuli, bando istruzione 2025. Una scuola accogliente, coinvolgente e stimolante rende più forte la nostra comunità ed in questa direzione sono importanti progetti innovativi in grado non solo di interpretare nuovi percorsi didattici ma anche capaci di guardare alla persona a tutto tondo. Lo ha ribadito il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini durante la presentazione a Udine nella sede dell'istituto a Palazzo Antonini Stringer del bando istruzione 2025 che conferma un fondo di 600.000 euro. Ai contributi potranno concorrere scuole, comuni ed enti senza scopo di lucro delle ex province di Udine e Pordenone. Termine di scadenza per la presentazione delle domande il 20 marzo. La nostra idea, ha detto Morandini, è che rinasca un grande rapporto tra istituzioni, scuola e famiglie. E questa giornata qui credo sia l'occasione migliore per ringraziare tutte le scuole. Al bando scuola della Fondazione Friuli arrivano sempre dei contenuti progettuali straordinari. Avete consentito una grande crescita in questi anni di questo bando, dell'efficacia di questo bando, e credo che gli oltre 400 interventi portati a termine nei 7 anni di collaborazione con Intesa San Paolo raccontino una bella storia di un rapporto fra le istituzioni, la scuola, i nostri ragazzi, aggiungo e sottolineo, e le famiglie, perché questo bando qui lo pensiamo per i ragazzi, lo pensiamo per le scuole, ma il nostro grande desiderio è che rinasca e si rinforzi un grande rapporto scuola-famiglia. Un punto caratterizzante del bando, anche se gli altri 3 non sono meno importanti, è la mobilità internazionale, intesa come viaggi di studio attentamente preparati, chiarendo che il termine gita scolastica è un termine riduttivo che non è il caso di continuare più a utilizzare. Per mobilità internazionale noi intendiamo, ed è anche il punto caratterizzante di questo bando, lasciatemelo dire, ci concentriamo molto sui viaggi di studio. La richiesta che farei sottovoce è di togliere la parola gite dal vocabolario di tutti noi. Sono viaggi di studio, e credo che il poter aiutare le scuole in attività che siano al di fuori di quella che è la quotidianità di contesto e di lavoro, siamo straconvinti che è una cosa eccellente. A sottolineare la valenza dei viaggi di studio o missioni all'estero di docenti e studenti 2 calzanti esempi portati all'attenzione del pubblico in sala, entrambi destinatari di contributi della Fondazione. Il professor Walter Manzon ha illustrato il prossimo viaggio in Cina che farà un gruppo di allievi del liceo scientifico Grigoletti di Pordenone allo scopo di visitare un esperimento volto ad individuare l'eventuale massa di neutrini, esperimento che coinvolge numerose università a livello internazionale e il cui vice direttore è l'italiano Gioacchino Ranucci. L'esperimento consiste nell'osservazione del fenomeno della scintillazione all'interno di un'enorme sfera posta a 700 metri sottoterra e riempita con 24 milioni di metri cubi di liquido. Gli allievi del Grigoletti saranno ospiti di un gemellato liceo di Canton e potranno vivere la Cina per una quindicina di giorni grazie anche all'Istituto Confucio. Secondo esempio portato all'attenzione dal docente Roberto Copetti, il viaggio compiuto ad Amsterdam da un gruppo di studenti dell'ISIS Paschini Linussio di Tolmezzo, dove si sono confrontati con professori e ricercatori dell'Institute for Logic, Language and Computation sull'importanza dell'approccio multidisciplinare a problemi reali, spaziando dalle scienze alla filosofia. Prima della partenza agli studenti è stata chiesta una lettera motivazionale in inglese e hanno frequentato corsi preparatori. Dall'esperienza verrà realizzato un podcast. Ricade sempre nella mobilità internazionale anche la particolare attenzione della Fondazione nel favorire la partecipazione delle scuole alle competizioni internazionali. Abbiamo sostenuto, e anche qui con grande soddisfazione, le competizioni internazionali. Competizioni dove i nostri ragazzi sono straordinari, e credo sia un motivo di orgoglio comune se i ragazzi o una squadra di una scuola si afferma a livello nazionale e poi magari fa anche le finali a livello mondiale. Accanto alla mobilità internazionale, i 3 altri temi del bando istruzione sui quali si potrà lavorare per ottenere i contributi della Fondazione: il benessere degli studenti a scuola, i cui progetti registrano una crescita, e in questo caso va sottolineato l'impegno delle associazioni. Secondo punto che ci ha dato soddisfazione
per più motivi è quello della ricerca di iniziative e progetti di benessere di classe, benessere di scuola. Le associazioni che entrano nelle scuole e immaginano questo approccio di percorso di benessere, chi verso la musica, chi verso il teatro, chi verso la lettura, con forme artistiche che il ragazzo prende non come un insegnamento dovuto, che da parte delle scuole registriamo una crescita della presentazione di progetto su questa voce. Al fianco della Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione si schiera anche nel sostegno ai progetti sul doposcuola, registrando molte domande provenienti dalle amministrazioni comunali. Abbiamo iniziato a sostenere anche il doposcuola a fianco della Regione, perché la Regione sta facendo sul doposcuola un lavoro straordinario. Abbiamo ricevuto tante domande da parte dei comuni, bellissimo, un servizio alle famiglie ormai insostituibile. La seconda cosa è che pur essendoci altre disponibilità, il contributo della Fondazione si aggiunge ad altre disponibilità, ma viene tradotto subito in ulteriori posti disponibili per le famiglie. Quindi è uno dei casi virtuosi nei quali l'aggiunta di un contributo a risorse già esistenti aumenta i volumi. Anche le competenze motorie fanno parte delle conferme del bando istruzione. Il miglioramento delle competenze motorie è una delle voci che ha ricevuto il maggior numero di progetti, quindi noi eravamo partiti con questo intervento qui pensato soprattutto ai comprensivi, dove le dotazioni di attrezzature sia lato palestra che lato attrezzatura sportiva in senso stretto per riuscire a fare questa attività fisica, il primo anno è stato dedicato a quello con successo, perché abbiamo fatto parecchi interventi. C'è stata un'evoluzione spontanea e naturale nei progetti che fanno capo a questo punto, perché le scuole, pur di dare quel servizio, ricorrono anche a personale esterno, ad aiuti esterni, ma non solo. In alcuni casi ci sono stati progetti di formazione di chi poi tiene la parte relativa all'attività motoria nelle scuole. L'apporto finanziario di Intesa San Paolo sul bando istruzione è determinante, perché l'istituto bancario condivide appieno le finalità formative ed educative dell'azione. Pensiero questo della direttrice regionale Veneto Est di Intesa San Paolo, Francesca Nieddu, portato al tavolo dal responsabile delle relazioni Gianluca Crucianelli, che ha ricordato l'importante strumento del prestito di merito e della sfida che noi tutti dobbiamo tenere presente, quella di essere capaci di estrarre le terre rare d'Italia, che sono ragazzi e ragazze. Concetto ripreso dall'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, quando ha detto che l'impegno è anche quello di non lasciarle andare via queste terre rare all'estero. Per questo in Friuli Venezia Giulia si investe molto sulla scuola. Lo scorso anno 54 milioni che passeranno a 65 milioni di euro, risorse regionali che spaziano sugli obiettivi della digitalizzazione a scuola, il doposcuola, lo sport, l'attività motoria, il benessere degli studenti, tutti obiettivi su cui è allineato il bando di fondazione. L'assessore ha accennato all'importanza della regionalizzazione del sistema scolastico come punto di forza per poter dare risposte diverse ad un territorio che risposte diverse richiede. Un ulteriore sforzo andrebbe compiuto, facendo salva l'importanza della mobilità internazionale, sul far comprendere agli studenti la ricerca di primo piano che si fa anche sotto casa, e va fatto di più per metterla in contatto con le generazioni in fase di apprendimento della conoscenza e delle competenze. Io penso che la scuola sia uno dei fattori di attrattività del territorio più importanti, soprattutto per quanto riguarda le giovani famiglie. La scuola del Friuli Venezia Giulia è una scuola eccellente a livello nazionale, il sistema scolastico universitario italiano sono eccellenti a livello internazionale. Io credo che investire sul sistema scolastico significa investire su un senso e un'idea di comunità alla quale noi crediamo profondamente. Il dato che ho dato, fatti salvi gli interventi attraverso progettualità specifiche del Fondo Sociale Europeo, noi siamo passati in un anno da 54 a 65 milioni di investimento sul sistema scolastico, fatti salvi tutte le altre azioni. Significa che da parte della scuola ci sono sicuramente più
fabbisogni emergenti, ma significa anche, a mio avviso, che c'è una progettualità da parte della Regione Friuli Venezia Giulia nell'individuare tematiche sulle quali investire in maniera prioritaria. E la Fondazione Friuli in questo è complementare, ma complementare è dir poco, è fondamentale per coprire spazi di eccellenza o di azione ulteriore rispetto a quelli coperti dall'amministrazione regionale, condividendone peraltro le finalità. E grazie alla disponibilità della Regione si riesce a fare grandi cose a servizio di tutta la comunità educante, e al di là delle risorse l'importante è la tempestività.